Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ci vediamo una partita pazzesca, lunga ma pazzesca. Questa partita è stata trattata anche dal grande Agad Mator all'interno del suo canale. Io la voglio riproporre all'interno di questo canale perché penso che sia veramente interessante. È una partita che è stata giocata fra due grandi maestri di cui magari non conosciamo il nome, di cui non conosciamo la loro fama, ma sono grandi maestri che superano i 2600 punti, quindi sono giocatori veramente top level. Al bianco abbiamo Tari e al nero il gran maestro ovviamente Van Foreest. Spero di averlo pronunciato bene, sapete che io le pronunce non andiamo molto d'accordo. Andiamo a vedere la partita. È 4 di 5 difesa scandinava. Qui solitamente si attacca in modo tale da far uscire subito la donna al centro e guadagnare un tempo con cavallo C3. Cosa significa guadagnare un tempo? All'interno degli scacchi c'è questa tematica molto importante. Guadagnare un tempo significa fare una mossa che avresti voluto fare e noi avremmo voluto fare prima o poi cavallo C3. Guadagnando un tempo cosa significa? Perché adesso attacchiamo un pezzo avversario, quindi l'avversario non può fare quello che avrebbe voluto fare, come non so, un cavallo F6, ma è costretto a spostare la regina. In questo modo noi costringiamo l'avversario a fare un'altra mossa rispetto a quella che avrebbe voluto fare, lui perde un tempo, noi guadagniamo un tempo e se riusciamo, soprattutto in fase d'apertura, a guadagnare tempi, siamo a cavallo, perché è come se noi, diciamo, avessimo la possibilità di fare due mosse e l'avversario una sola, e in effetti è proprio così. Ecco qui, questa è l'altra seconda mossa che vogliamo fare, quindi ripetiamo sempre i concetti fondamentali, cioè quelli di tenere il controllo sul centro, questo cavallo controlla il centro, questo pedone controlla il centro, quindi è assolutamente un'ottima mossa. Attenzione, bisogna fare molta attenzione che la scandinava è una difesa molto bastarda al punto giusto, perché l'idea è quella di togliere il prima possibile l'alfiere, di togliere il prima possibile il cavallo, poi si vedrà dove metterlo, e arroccare lungo, e con l'arrocco lungo la torre farà pressione su questo nostro pedone e ovviamente anche sulla regina che c'è dietro, quindi bisogna fare parecchia attenzione, bisogna saperla giocare bene, perché se la giochiamo contro un avversario che la conosce molto bene ci potrà creare dei fastidi. Cavallo F6, mossa assolutamente di routine che cerca di contrastare il dominio che ha il bianco sul centro anche con l'aiuto della donna in A5, e adesso cavallo F3. Ancora una volta si cerca di tenere tutte le case centrali, con questo cavallo si sostiene anche il pedone di 4, il cavallo invece in C3 dicevamo che controlla queste case e il pedone diciamo che siamo messi piuttosto bene sul centro. È il momento anche del nero di aumentare il controllo sul centro, di ovviamente continuare il proprio sviluppo, perché abbiamo detto che la sua idea è quello di fare un arrocco lungo, quindi alfiere F5 è una mossa anche questa di routine che si vede spesso. Ora questo alfiere è molto fastidioso, ha una bella diagonale e ovviamente si è liberato un pezzo dell'arrocco. Manca solo questo cavallo da liberare, dopodiché il nero potrà fare il suo tanto amato arrocco lungo. Anche il bianco ora ha bisogno di arroccare, dunque decide di sviluppare l'alfiere campochiaro. E ovviamente in E2 sarebbe probabilmente un po' passiva, in D3 c'è questo alfiere del nero, in B5 sarebbe uno scacco e... perché B5 non va bene? Vediamo se hai capito la lezione, perché su alfiere B5 regali un tempo al tuo avversario, C6. Oh, questa è tanto una mossa che il nero deve fare prima o poi perché la donna ha bisogno di una ritirata, quindi gli fai un piacere e in più il nero guadagna un tempo perché ora tu devi spostare l'alfiere, quindi non fate guadagnare tempi agli avversari, motivo per cui alla fine toglie 2, togli D3, togli B5, per l'alfiere rimane solo la casa C4, che non è male. Questa diagonale per l'alfiere non è mai male, anche perché insieme al cavallo possono dare problemi di questo tipo, ormai sappiamo benissimo questo tipo di attacco. Per sventare ogni minaccia il nero gioca E6 in modo tale che non c'è più alcun giochetto di questo tipo, possono esserci per carità dei sacrifici su E6, e allo stesso tempo si apre la diagonale all'alfiere che solitamente viene in B4, che insieme alla donna aumentano la pressione su questo povero cavallo che è già inchiodato.
Queste sono tutte mosse, diciamo, che fanno parte dell'apertura, quindi entrambi i giocatori stanno giocando benissimo. Dato che appunto si prevede ora un alfiere in B4, solitamente qui il bianco gioca alfiere D2 per togliere l'alfiere dall'inchiodatura, creare un attacco a raggi X sulla donna, ma soprattutto per andare ad aumentare le difese dopo una mossa di questo tipo. Quindi solitamente si gioca così, oppure un'altra possibilità, come ti dicevo già prima, è di giocare C6. C6 crea una buona casa di ritirata e di fuga per la donna, che rischia di essere poi intrappolata, perché se ci fai caso, se guardiamo un attimino insieme la situazione, questa bella diagonale è controllata da questo alfiere. Il cavallo controlla belle case. L'alfiere, dopo la scoperta del cavallo, controllerà questa diagonale, e se questo pedone fosse qui, insomma, il nero potrebbe avere problemi di spazio con la donna, quindi solitamente si gioca C6. Attenzione che su alfiere D2 il nero commette un'imprecisione che gli costerà praticamente la partita. Cavallo in BD7 è una mossa che, per carità, può avere il suo senso, è una mossa insomma, che sostiene spinte come C5, il cavallo da D7 protegge e si connette con il cavallo in F6 e ovviamente libera lo spazio per l'arrocco. Tutto fila liscio, se non fosse che ora c'è la scoperta. Che tipo di scoperta c'è? Cavallo D5, ecco la potenza degli alfieri che inizia a farsi sentire. L'alfiere controlla tutta questa diagonale, questo alfiere controlla tutta questa diagonale, il cavallo da questa posizione controlla anche la casa di ritirata in B6, questa casa C5 è controllata dal pedone. Praticamente la donna è veramente, non sa che cosa fare. L'unica possibilità sarebbe quella di andare in A4. Questa è l'unica casa che sembra disponibile per la donna, ma solo momentaneamente, poiché ci sarebbe alfiere in B5, che è molto ma molto interessante. Ovviamente questo alfiere non si può catturare, poiché a seguito della cattura il cavallo ha questo bel triplo su donna, re e torre. Oppure si può immediatamente catturare su C7, ma preferisco molto di più alfiere B5. Ok, quindi la donna è praticamente persa. Visto che la donna è praticamente persa, il grande maestro che gioca col nero decide di dare la donna. Dove la si può dare la donna? La si può dare sul cavallo, la si può dare sull'alfiere, almeno diciamo non si perde un pezzo interamente. Ovvio che se dai la donna sul cavallo, ok, si può fare, l'importante poi è cercare di guadagnare più pezzi possibili. E infatti il modo per cercare di dare la donna con meno perdite possibile è sicuramente alfiere di 2 scacco, costringendo il bianco a prendere provvedimenti qui, e ora il nero si pappa almeno un cavallo. Dunque, se riguardiamo la posizione, il nero sacrifica la donna per un alfiere e un cavallo. Ok, io probabilmente avrei abbandonato, ma a scacchi anche tenere duro quando si è chiaramente in svantaggio è per il giocatore in vantaggio devastante dal punto di vista psicologico. Vi sarà capitato anche a voi di giocare magari qualche bella partita blitz online, di essere in stravantaggio ma il vostro avversario non abbandona, quindi voi siete così sicuri del vantaggio, che avete già la partita vinta eccetera eccetera, che iniziate a giocare magari in modo passivo, il vostro avversario riesce a trovare qualche trucchetto e riesce a ribaltare addirittura la situazione, e il nero, devo dire che riuscirà a mettere veramente in difficoltà il bianco. Se non starà attento rischierà di perdere. Vediamo un attimino come andrà la posizione. Alfiere di 3, cercando che cosa vuole fare ora il bianco, dato che è in superiorità numerica, vuole cambiare i pezzi, cambia tutti i pezzi in modo tale da vincere facilmente il finale. Il nero cattura, alfiere di 6, e ora si cerca ovviamente di
arroccare da qualche parte, potrà essere un arrocco corto, un arrocco lungo, ad ogni modo questo alfiere doveva essere sviluppato. Ancora una volta un alfiere B4 non sarebbe servito a nulla, poiché avrebbe fatto guadagnare un tempo al bianco con la spinta di pedone C3, dato che il bianco prima o poi vorrà giocare probabilmente C3 per rafforzare la propria struttura pedonale, quindi D6 è assolutamente una casa ottima. A rocco lungo il bianco, sapendo di essere in vantaggio, non ha paura di fare l'arrocco lungo, che solitamente è più aggressivo rispetto a quello corto. Qualcuno mi ha chiesto in qualche commento: ma è meglio arroccare lungo o corto? Dipende dalla posizione, veramente non c'è una risposta univoca, dipende ovviamente da ogni singola posizione, da quanti pezzi ci sono sulla scacchiera, dalla sicurezza del re, se è più importante mettere la torre in fase di attacco oppure, insomma, ci sono tantissime variabili. Anche il nero arrocca lungo, sembra che infatti non abbia molto da perdere, e ora è molto importante che il re andava a salvaguardare questi pedoni. Torre in H va in E1, il bianco decide di centralizzare le torri e adesso cavallo in E4. Questa è un'ottima mossa da parte del nero. Questo cavallo si dice che ha preso un avamposto, cioè si è insediato all'interno dello schieramento avversario. Questo cavallo è sostenuto da un pedone ed è, non dico imbattibile, ma quasi. L'unico modo, adesso l'unica cosa che cercherà il bianco è di dire: prima o poi devo spingere F3 per togliere questo cavallo, perché lì è veramente una spina nel fianco. Dunque iniziano un po' di manovre per cercare di togliere questo cavallo. Torre 2, con l'idea ovviamente sia di raddoppiare le torri, in futuro di togliere il cavallo, di spingere F3 e di ritrovarsi poi con le torri raddoppiate su colonna E, che è veramente potentissima. F5, il nero cerca di super controllare il punto E4, dato che, ripeto, il nero è in svantaggio di materiale, deve assolutamente cercare del controgioco, e in effetti questo cavallo in E4 sta togliendo tutti gli spiragli al bianco. È il momento del bianco, che decide di giocare il re B1. All'interno dell'arrocco lungo questo tipo di mossa re B1 piuttosto che re B8 è sempre consigliata, poiché il re si toglie da eventuali scacchi e il nero c'ha l'alfiere camposcuro, quindi in futuro potrebbe dare noie, ma soprattutto rende più solido il controllo su questi tre pedoni, poiché da C1 questo pedone per ora è scoperto. Però io penso che l'abbia fatto essenzialmente per togliersi da eventuali scacchi. Torre in H va in E8, anche il nero centralizza le proprie torri, e adesso cavallo in D2, proprio con l'idea, come dicevamo prima, della spinta in F3. Cavallo in D va in F6, quindi i due cavalli si sono connessi, sono ancora più forti, ovviamente F3, e ora bisogna cambiare. Cambio, torre in D, cattura qui. Ovviamente non con questa torre, perché altrimenti si lascerebbe il controllo della colonna E, mentre la cattura con questa torre tiene la colonna E. G6, ora bisogna solidificare la propria posizione, G3 in modo tale che anche l'alfiere viene neutralizzato, C6 rafforzando la propria struttura, e ora il bianco dice: vabbè dai, io sono in vantaggio, cambio, chi se ne frega, tanto adesso ti piazzo un'altra torre qui e probabilmente me la dovrai cambiare. In teoria sì, forse andava cambiata, ma il nero non vuole cambiare, altrimenti rimarrebbe, immaginati il gioco senza torri, con donna e contro alfiere e cavallo. La torre va in F8 e adesso è il momento di entrare per la torre. Torre in E6, attacco doppio, ovviamente uno dei due pezzi è difeso, re di 7, viene difeso l'altro pezzo e viene minacciata la torre. Donna in E2, il controllo, la supremazia su questa colonna E ora da parte del bianco. Attenzione, ora c'è una bellissima mossa del nero che riesce a riportare la situazione in una posizione assolutamente giocabile. Riesci a vederla? Ti lascio qualche secondo. E la mossa interessante del nero è cavallo in E4. Chiamasi interferenza, cioè si piazza un pezzo tra due pezzi che prima erano connessi, questo pezzo in mezzo
va a disconnettere questi due pezzi, di conseguenza ora la torre è sotto minaccia da parte del re e può essere catturata. E in effetti ora la torre del bianco non sa veramente dove andare. La partita continua con F per E4, Re per E6. La partita inizia a essere interessante perché donna contro pezzo leggero e torre si può giocare. Se il nero se la gioca bene, c'ha anche i pedoni messi bene, quindi è interessante. Il bianco coglie l'occasione di giocare E5, creando così un futuro pedone passato, quindi il re o chi per lui qualche altro pezzo dovrà essere sempre attento a questo pedone 5 che è potenzialmente in fuga. Alfiere in E7 è un alfiere molto forte, controlla una diagonale importantissima e fa da stopper a questo pedone in fuga, quindi ottima mossa. Il bianco cerca modi per entrare, perché? Perché le case bianche sono tutte controllate dai pedoni avversari. Quindi la donna ora su casa bianca non può fare praticamente nulla. Deve muoversi su case scure, però adesso c'è questo bell'alfiere che controlla bene le case scure. Quindi il nero in realtà ha buone risorse difensive. Il bianco cerca delle rotture, C4, cerca il modo di aprire un po' le linee, no? Perché sarebbe a suo favore. Torre di 8, C5, chiudendo, togliendo spazio, facendo mancare l'aria al nero. H5, donna E3, con l'idea di entrare in H6, dove da H6 si può entrare in G7 e finalmente attaccare un pochettino i pedoncini dell'avversario. G5 serve a neutralizzare l'entrata di donna, il pedone G5 ovviamente è controllato dall'alfiere. B4, torre F8, donna F3, cercando in qualche modo sempre di trovare il modo di entrare. E adesso F4, questa è una mossa molto interessante. Su questa mossa il bianco giocò G4 perché non si poteva catturare questo pedone, perché questo pedone in F3 era poi, non so se il nero avrebbe ribaltato le sorti della partita poiché c'era questa manovra difensiva, ma una cosa è certa, la donna sarebbe stata rilegata alla difesa di questo pedoncino, quindi avrebbe perso tutta la sua forza, mentre con G4, ok, adesso c'è questa mossa qui, scacco, è vero che questo pedone comunque è passato, ma adesso il bianco troverà il modo per tenerlo a bada. Torre F5, parando lo scacco, donna F3, è molto importante che questo pedone non continui la sua corsa. Torna F8 e ora il bianco si rende conto che solo con la donna, benché è un pezzo fortissimo, non può fare nulla, quindi è il momento di portare il re in gioco o sull'ala di re oppure sull'ala o sull'ala di donna oppure sull'ala di re tramite manovre di questo tipo. Quindi iniziamo con re C2. Torre in H8, anche il nero riesce a essere aggressivo. Il bianco fa prima una mossa intermedia prima di difendere quel pedone che è donna G4 scacco, re va in F7, donna F5 scacco, re va in G7. Ora questo alfiere è deboluccio, quindi può essere attaccato, però prima c'è H3. La donna è molto forte, controlla questa colonna, quindi il re non può andare a sinistra, difende il proprio pedone e controlla ovviamente l'avanzata di questo pedone, che è molto importante. Torre in F8, minacciando la donna e sostenendo ovviamente l'avanzata del proprio pedone, donna D7. Ora ci sono seri problemi da parte del nero. Il nero, ragazzi, in queste partite riesce sempre a trovare mosse interessanti. Il nero gioca re F7, su questa mossa si può scaccare, si può fare tante cose. Il bianco gioca re D3, ora il re sta andando a supporto, ancora una volta torre H8 per fare pressione su questo punto che al momento è tenuto. Re in E2, il re quindi cerca di supportare, ovviamente di tenere la spinta di questo pedone. Torre in H4, re in F3, A6, A4. Ovviamente la donna non vuole catturare questo pedoncino perché ha bisogno di restare sempre in questi paraggi. Re in F8, donna F5 scacco, re G7, qui una serie di mosse
così ripetizioni che si giocano nei finali senza problemi. Donna D7, Re F7, un po' di ripetizioni. B5 cercando una rottura che ora è praticamente forzata. A per B5, A per B5, C per B5 e ora non questa ma questa. Donna D5, scacco, questa è la mossa corretta. Come si continua? Re in F8, Donna B7, solo ora Donna B7, ora che c'è un pezzo che blocca questo pedone. Donna B7 cosa permette? Torre per H3, scacco, il re scappa in G4 minacciando la torre avversaria, torre H4, re in F5, il re inizia ad andare a supporto per creare una rete di matto all'avversario. F3, trabocchetto. Se il bianco ci casca, segue torre F4. Con una situazione di questo tipo che è essenzialmente pari. Su F3 non si può giocare, guarda quante risorse che offrono gli scacchi, è una roba impressionante. Re G6, sempre per avvicinarsi all'avversario e creare questa rete di matto. Torre per D4, guarda quante risorse che ha il nero. Donna in A8, scacco, interessante perché ora il re qui non può andare, è costretto a mettere davanti la torre, a mettere l'alfiere. Donna per F3, oh finalmente questo pedone in fuga è stato tolto. Torre in F4, Donna D5, Re in E8, C6. Ora i problemi seri inizia a averli il nero, ce li aveva sempre per tutta la partita, ma ora sono molto più seri. Donna D7, Re in F8, meno male che questa torre controlla questo tipo di entrata. E ora c'è E6. E su E6 ovviamente il nero abbandonò. Le minacce sono troppe, è impossibile fermare questi due pedoni che andranno presto a promozione. È stata veramente una partita bella. Il nero, seppur in svantaggio, ha giocato, io penso, al meglio delle sue possibilità per cercare di tenere testa al bianco. È stata una partita, penso, divertente, spero che ti sia piaciuta. Allora, come al solito, io ti invito a lasciare un like, un commento, iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!